Signore e signori, buonasera. A nome dell'Associazione Ex Allievi dell'Istituto Vescovile Barbarigo, cui ho l'onore di rappresentare, vi do il benvenuto e vi ringrazio per la vostra presenza. Innanzitutto voglio ringraziare Sua Eminenza il Cardinale Ruini, che ha accettato per la seconda volta il nostro invito a venire a Padova e che torna dopo circa 2 anni. E ringrazio vivamente la Facoltà Teologica per l'ospitalità e soprattutto la collaborazione, Monsignor Roberto Tommasi, e ringrazio la Key Congress e Don Giancarlo Battistuzzi che modererà l'incontro. Passo subito la parola a Don Cesare Contarini, che è il rettore dell'Istituto Vescovile Barbarigo. Grazie. Il quale sarà telegrafico nel salutare e ringraziare tutti per la presenza, ovviamente cominciando da Sua Eminenza, Cardinale Camillo Ruini. Il Papa Benedetto XVI ha indetto per quest'anno l'anno della fede, con l'auspicio di riscoprire con la fede come compagna di vita che permette di percepire con sguardo sempre nuovo tutte le meraviglie che Dio compie in noi. Il mio augurio per stasera è proprio questo, che questo incontro ci serva a camminare nella fede, a scoprire una fede davvero compagna di vita, non tanto, non principalmente, non posso dire di più in sede teologica, di facoltà teologica, ecco, la fede dei libri e dei manuali, ma la fede della vita, del fidarsi del Signore, del fare comunione, una fede che diventa carità, che diventa soprattutto grande gioia di vita. Il mio augurio è proprio questo, accompagnato da riconoscenza per chi ha organizzato questa serata. A tutti di cuore, buona serata. Mi unisco alle parole del rettore del Barbarigo per porgere come preside della facoltà teologica il saluto a tutti voi, ma soprattutto il benvenuto a Sua Eminenza. Ecco, quando l'associazione Ex Allievi del Barbarigo mi ha accennato a questa iniziativa e ha chiesto se la facoltà teologica avrebbe ospitato volentieri il Cardinale Ruini, io ho risposto che per noi era un grande onore. Ecco, il libro che stasera lui presenta all'inizio ha anche qualche cenno autobiografico, biografico, e lì si vede ciò per cui io ritengo molto importante la sua presenza qui in una facoltà teologica, per l'impegno che lui ha messo, oltre che in tutte le altre forme di ministero, nelle forme più semplici all'inizio come prete e poi nelle forme di alta responsabilità che lei ha portato avanti, ma per l'impegno profuso in quello che tutti noi conosciamo come il progetto culturale della Chiesa italiana, che credo sia un'intuizione significativa e quanto mai propizia, soprattutto l'amore per riaccendere la questione Dio e per riaccenderla anche dal punto di vista della ricerca razionale, non solo la ricerca razionale, ma certamente anche l'impegno del pensiero, un servizio alla fede e un servizio anche alla nostra società. Io credo che anche le facoltà teologiche italiane avranno bisogno di collegarsi col percorso del progetto culturale proprio per il comune servizio alla fede. Quindi grazie di essere tra noi e grazie di quanto ci dirà. Buonasera a tutti, ringrazio della vostra presenza, ringrazio Sua Eminenza per essere venuto, mi associo a quanto è stato detto da chi mi ha preceduto e in riferimento in particolare proprio a questo testo che Sua Eminenza ci presenterà. Io ho avuto la fortuna di leggerlo e voi se lo leggerete, se non l'avete già letto, e poi lo dirà anche Sua Eminenza, si rivolge a delle persone che potrebbero non credere, non credenti, non dico atei, non credenti, oppure anche a persone che credono in effetti, con l'intento di, da una parte, nel primo caso, quello di dare spazio a una interrogazione su Dio, dall'altra rafforzare la fede di chi già crede. Io ho trovato, come poi
poi dirà anche sicuramente l'autore del libro, una esperienza molto profonda che nasce appunto fin dalla giovinezza di Sua Eminenza, ed è un lavoro credo anche faticoso, impiegato molti anni di riflessione, di meditazione, di confronto con le culture, sia quella filosofica sia quella scientifica, e poi anche di fronte ai grandi problemi morali del male e del bene che c'è nella nostra realtà. Il compito di Andrea Galli, che è questo giornalista dell'Avvenire, è stato quello di interrogare Sua Eminenza di fronte proprio a queste grandi tematiche, e ha avuto il compito, questo giornalista, di fare la nostra parte, quindi noi in qualche modo interroghiamo Sua Eminenza su questi grandi temi. Io intanto ringrazio ancora una volta della sua presenza e ascoltiamo volentieri questa sua presenza. Grazie. Buonasera a tutti, grazie a Don Giancarlo, grazie a Monsignor Tommasi, al rettore del Barbarigo e grazie naturalmente al signor dottor Franceschi. Sono qui per la seconda volta con un certo imbarazzo, perché mi sono accorto, prima non ci avevo pensato, che quando venni qui a Padova 2 anni fa il tema fondamentalmente era lo stesso. Allora stavo preparando il libro su Dio e una maniera di prepararlo era fare in giro qualche conferenza che mi obbligava anche a scrivere, a mettere ordine, diciamo, nelle idee. Adesso non posso tornare a fare quella conferenza, infatti non dirò nulla di quello che ho detto allora, anche se magari le persone presenti qui sono in parte diverse da quelle presenti allora, e poi è difficile ricordare quello che si è detto 2 anni fa. Però appunto adesso il libro è scritto e quindi io cercherò di dire, sia pure molto brevemente, i contenuti essenziali. Ecco. Prima di tutto però, prima di parlare dei contenuti, vorrei parlare di quello che possiamo chiamare il genere del libro. Che tipo di libro è? È un'intervista, come dice il titolo, intervista su Dio. Perché ho fatto un'intervista? Perché ho deciso di non scrivere da solo, ma di farmi interrogare. Perché il genere dell'intervista è molto più accessibile, diciamo quantomeno meno pesante, ecco, meno pesante. Però in realtà, se andiamo al di là della forma, il libro è organico, infatti le domande sono concordate, non sono domande estemporanee, le abbiamo concordate insieme perché il libro potesse avere la sua organicità. E il tema è unico, ha un solo tema, cioè Dio. Se vogliamo Dio nei suoi 2 aspetti, Dio in se stesso e Dio per noi, l'importanza di Dio per noi. Di solito ci si ferma più che altro su questo secondo aspetto, l'importanza di Dio per noi, ma credo che non sia del tutto giusto parlare dell'importanza di Dio per noi senza affrontare oggi la questione della realtà di Dio in se stesso. Ecco, proprio perché però parla di Dio, il libro parla anche di tante altre cose, parla di noi, parla dell'uomo, chi siamo, della nostra intelligenza, della nostra libertà, della nostra forza e debolezza, del rapporto che abbiamo con gli altri e con il mondo, anche del nostro desiderio illimitato di conoscere e di vivere. Il libro parla del mondo stesso, della natura, cioè dell'universo, delle scienze, delle tecniche con le quali conosciamo il mondo e cerchiamo di trasformarlo. Parla della storia umana, soprattutto di quella porzione della storia umana che è la porzione che riguarda il popolo di Israele e ancor più Gesù Cristo, perché in quella porzione della storia si possono trovare delle tracce rilevantissime di Dio. Quindi possiamo dire che il libro parla di tante cose perché Dio stesso ha a che fare con tutto, non c'è cosa con cui Dio non abbia a che fare, o meglio, più propriamente, tutto ciò che esiste in un modo o nell'altro ha a che fare con Lui.
è un libro di un cardinale, di un vescovo, di un prete, quindi evidentemente un libro di un credente, dovrebbe essere un libro di un credente. Io aggiungo però che questo, lo dico espressamente, mi muovo in questa ottica in maniera aperta, esplicita, aggiungendo che nessuno però di fronte al tema di Dio è neutrale. Non pretendo di essere neutrale io, ma nessuno con l'affronti è neutrale, per una ragione molto semplice, quella per la quale anche quando parliamo dell'uomo non siamo mai neutrali. Perché? Perché ciascuno pensa all'uomo un pochino sulla base di come pensa a se stesso e soprattutto di come vive. Il suo modo di pensare a se stesso, il suo modo di vivere influenzano certamente la sua idea dell'uomo. E siccome a seconda che Dio c'è o non c'è, cambia la nostra condizione di vita, cambia il nostro modo di vedere, a seconda che siamo convinti noi che Dio ci sia o non ci sia, cambia il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di interpretare e vivere la realtà, allora inevitabilmente le nostre parole su Dio sono condizionate da noi stessi, dalle scelte che noi compiamo. È un libro rivolto a chi crede, come già diceva Don Giancarlo, ma anche a chi vorrebbe credere, a chi è incerto, in ricerca, o non crede al limite, ma comunque si rende almeno conto che questa è una questione importante. Poi c'è tutta un'altra parte di gente che non possiamo negare o ignorare, che non è interessata. Oggi purtroppo di fatto c'è anche questo. C'è chi è, o almeno pensa di essere, indifferente oggi al tema di Dio, cosa che nel passato era molto più difficile. Ecco, per queste persone non credo che un libro come il mio sia efficace. Credo che lì, con queste persone, per la comunicazione della fede, non serve tanto un libro, tanto meno il mio libro, ma serve la testimonianza di vita. Dai credenti serve un'esperienza di vita che li metta di fronte a qualcosa che li provochi a uscire dalla loro indifferenza. Ecco, sono lieto, per finire, che il libro esca nell'anno della fede, anche se quando ho cominciato a progettarlo dell'anno della fede non si parlava ancora, quindi non posso dire che l'ho fatto in vista dell'anno della fede. Detto questo per il genere del libro, passiamo subito alla struttura. È fatto di 13 capitoli che sostanzialmente si riconducono a 4 parti. La prima parte, cioè i primi 3 capitoli, riguarda la situazione della fede in Dio, oggi e anche nel passato, e il perché si è passata da una condizione nella quale la fede era più o meno comune a una situazione nella quale la fede è veramente una scelta a fronte di altre scelte possibili. Ecco, e si esaminano un po' le ragioni molteplici, teoretiche ma anche pratiche, vissute di questo cambiamento. Inoltre, in questa prima parte, nel capitolo 2, mi fermo un po' sull'esperienza religiosa dell'umanità, che è un'esperienza antica quanto noi possiamo risalire indietro nella conoscenza dell'uomo attraverso la storia e la preistoria. Tutti i popoli storici, cioè conosciuti attraverso la storia, sono popoli religiosi, con diverse religioni, ma tutti religiosi. I popoli preistorici non avevano ancora delle religioni organizzate, ma avevano certamente una esperienza religiosa e un senso religioso. E questo si manifestava per loro, da quello dalle tracce che ci hanno lasciato, in quelle che oggi vengono chiamate le ierofanie, cioè le manifestazioni del sacro. I popoli più antichi erano colpiti da queste che ritenevano manifestazioni del divino, del sacro. La più fondamentale di tutte è probabilmente l'esperienza della contemplazione della volta celeste, che è sempre stata considerata come qualcosa che richiamava alla trascendenza. Tutto ciò evidentemente non è affatto una prova che Dio esista, però pone un interrogativo. L'interrogativo è questo: se il trascendente non c'è, se è soltanto un'illusione umana, allora l'uomo
fin dalla sua preistoria e tuttora è fatto in modo da orientarsi verso questa illusione. Sarebbe un essere molto strano, diciamo, privo di un suo equilibrio interno, è proteso verso il nulla, verso ciò che non c'è, il che è molto strano, sarebbe molto strano. Concludo dicendo che, se al seguito di grandi storici delle religioni, come Messier Eliade, adesso Giulia Ries, spesso si è pensato che l'esperienza religiosa sia un elemento della storia, una fase meglio della storia dell'umanità. E invece non è una fase della storia, è un elemento permanente della struttura dell'autocoscienza umana. L'autocoscienza umana è sempre fatta in modo che ha una proiezione verso ciò che è trascendente. E quando il trascendente viene negato, come accade abbastanza spesso adesso, questa proiezione assume forme strane, cerca in qualche modo dei surrogati della realtà divina. Bene, questa è la prima parte. La seconda parte, che è più grossa, più sostanziosa, è il cammino della ragione verso Dio. Possiamo dire il cammino al plurale. 2 anni fa vi presentai uno di questi cammini, di questi percorsi, quello che parte dalla conoscibilità della natura e non pretende assolutamente di poter conoscere Dio per quella strada, ma dice il fatto che la natura sia razionalmente conoscibile pone una grossa questione che in fondo rimanda a un'intelligenza creatrice. Di questo non dico nulla perché già parlai l'altra volta, ed è il contenuto del capitolo 7. Oggi vorrei soffermarmi soprattutto su una questione preliminare ai cammini che la persona può fare. Ed è una questione preliminare che ci aiuta a capire meglio il senso e la direzione del problema, dei percorsi che facciamo. La questione è molto brutale, diciamo, è così. Se la domanda su Dio abbia un senso, sia legittima oppure no. Perché oggi filosofi importanti, dal neopositivismo alla filosofia analitica, spesso hanno richiamato in dubbio la legittimità stessa, il senso stesso di questa questione, del problema di Dio, dicendo i problemi rilevanti, i problemi che possono essere affrontati razionalmente, sono soltanto quelli suscettibili di una risposta sperimentale, empirica. E Dio evidentemente non è suscettibile di una risposta empirica in questo senso. Ecco, io però credo che proprio qui possiamo dire qualcosa, osservare qualcosa di importante, e cioè il motivo della legittimità della questione di Dio sta nel carattere illimitato del nostro interrogarci, per cui ogni risposta che noi diamo apre la strada a nuove domande. È un'esperienza comune degli uomini, ma un'esperienza che può essere anche teorizzata. Perché? Perché ogni limite che si cerchi di porre all'interrogarsi umano suscita automaticamente una nuova domanda sulla sua legittimità. Perché pone questo limite? In base a quale motivo, in base a quale ragione poi pone questo limite? E quindi pone una nuova domanda. Perciò l'interrogarsi umano, proprio con un'analisi attenta di esso, si rivela illimitato. Ma se è illimitato non si può escludere la domanda sulla totalità di ciò che esiste, non solo sulle singole cose, ma sulla totalità di ciò che esiste, compresi evidentemente noi stessi in questa totalità. Ecco. E sulla sua origine, sul significato di questa totalità. Ma questa è appunto nella sostanza la domanda su Dio. Domanda certo speciale, domanda se vogliamo estrema, ma domanda pienamente legittima, che è espressione piena della razionalità umana. Anzi, domanda inevitabile, per quanto possa essere difficile poi darci una risposta. Proprio il carattere illimitato, senza limiti, del nostro interrogarci spiega dunque
perché la ragione umana non sia limitata a ciò di cui abbiamo esperienza, ma sia aperta anche, come sostiene tanto spesso l'attuale pontefice, agli interrogativi che nascono sì dall'esperienza, ma vanno al di là dell'esperienza umana. Una tale consapevolezza è non meno critica, ma più critica dell'atteggiamento di coloro che vorrebbero limitare l'interrogarsi umano, perché è meglio consapevole della natura e delle caratteristiche proprie della nostra conoscenza. Il percorso verso Dio, che su questa base vorrei proporre questa sera, ha caratteri però più personali e direi esistenziali. Cerchiamo di partire dalla nostra libertà. È quello che faccio nel capitolo 8, mentre il capitolo 6, il primo, era partito dalla domanda classica di Heidegger: perché esiste qualcosa piuttosto che nulla? Questa è la domanda metafisica classica. Quindi qui partiamo dalla domanda sulla nostra libertà. È un percorso questo apparentemente controcorrente. Perché? Perché nell'epoca moderna e ancora oggi la rivendicazione della libertà è stata uno dei motivi principali per contestare o anche negare Dio. In realtà però quella che oggi viene rivendicata, a volte sempre in modo eccessivo, almeno unilaterale, è, propriamente parlando, la libertà da vincoli esterni, libertà da regole, da leggi, da autorità, eccetera. La libertà fondamentale non è questa. Prima della libertà dai vincoli esterni viene la nostra libertà interna, cioè la nostra effettiva capacità di scegliere. E questa effettiva capacità di scegliere viene oggi, sul piano culturale, molto spesso messa in dubbio o anche contestata. Viene considerato la nostra illusione, sia pure un'illusione inevitabile. Ci illudiamo inevitabilmente di essere liberi, ma non siamo realmente liberi. Ecco, non siamo liberi perché? Perché saremmo determinati biologicamente, psicologicamente, eccetera, in varie maniere. Ecco. Ora, cosa possiamo dire in merito? Anzitutto questo, della libertà abbiamo un'esperienza diretta e originaria. Ciascuno di noi ce l'ha, non abbiamo bisogno di cercarla altrove, in quanto ci troviamo posti di fronte a scelte sulle quali noi stessi siamo chiamati a decidere, e spesso ci capita nella vita, dalle cose piccole fino alle cose grandi. Proprio perché si tratta di un'esperienza immediata, direi originaria, che ciascuno fa, non è possibile darne una dimostrazione, nel senso di dedurla da premesse diverse dalla libertà stessa. La libertà è un dato primo, un dato originario per l'uomo. È possibile però darne, per così dire, una prova indiretta, mostrando l'impossibilità pratica, non teorica ma pratica, di negare la nostra libertà. Senza libertà, infatti, non può esserci responsabilità. Siamo responsabili di ciò che facciamo perché quello che facciamo dipende dalle nostre scelte. Anche magari quando si è accertato che un comportamento non era legato alla scelta del soggetto, allora quella persona non può essere accusata di quel comportamento. Ma senza libertà e responsabilità, un comportamento davvero umano e la vita sociale, la convivenza civile non sarebbero possibili. Ci ridurremmo a un livello infraumano, anzi, per essere più rigorosi, propriamente gli esseri umani non saprebbero vivere, senza responsabilità non saprebbero vivere. La radice della libertà, dunque la libertà c'è, la libertà non soltanto da vincoli esterni, ma la nostra interna, reale libertà. E adesso ci chiediamo qualcosa sulla radice della libertà. La radice della libertà in noi è quello che dicevo prima, la nostra apertura illimitata
l'apertura del nostro interrogarci, del nostro spirito, e anche analoga a questa l'apertura illimitata del nostro desiderare. Per questo siamo liberi, perché siamo, per così dire, più grandi di tutti il nostro desiderio è più grande di qualsiasi oggetto concreto e determinato. Però noi apparteniamo al mondo, alla natura, e nella natura dominano i determinismi e domina la casualità, come diciamo noi, il caso e la necessità. E allora ecco, ci domandiamo come può essere spiegabile la nostra libertà se all'origine di noi stessi ci fosse soltanto la natura, ci fosse soltanto ciò che è casuale o ciò che è determinato, necessario. Dove potrebbe venire? Non potrebbe avere spazio la nostra libertà, sarebbe impossibile. E perciò all'origine di noi stessi ci vuole una libertà originaria, che sia la fonte trascendente della nostra libertà e anche fonte del mondo, in quanto il mondo fa spazio alla nostra libertà. Così Dio ci appare come libero. Questa via ci porta a Dio non in maniera generica, ma Dio come libertà originaria, libertà fondamentale, e quindi non come nemico, ma come fondamento della nostra libertà. Questo percorso verso di Lui non l'ho inventato io, l'abbiamo ricavato da una grande intuizione di Kant, ripresa poi dal realismo tedesco e in particolare da Schelling. Questa intuizione mostra come l'approccio classico e tradizionale, che parte dall'esperienza che abbiamo per risalire a Dio, ecco, possa essere questo percorso classico articolato anche in termini moderni, in termini di oggi, in termini esistenziali e personalistici, così come il percorso che ho proposto 2 anni fa partiva appunto dalla scienza della natura, come è oggi, e anche lì da quella si arriva verso le sue condizioni di possibilità, che sono appunto una intelligenza originaria. I percorsi razionali rispondono, almeno in qualche misura, non solo alla domanda se Dio esiste o non esiste, ma inevitabilmente anche a quella chi Dio sia, o almeno che cosa Dio sia. Perché se non sappiamo in nessun modo di cosa parliamo, non possiamo neanche dire se esiste o non esiste. Conducono infatti questi percorsi a Dio come fonte e pienezza della realtà, fonte e pienezza che è diversa e trascendente rispetto a ogni realtà di cui abbiamo esperienza. Se no Dio sarebbe inutile, sarebbe un duplicato del mondo. Ecco, ma anche, come ho detto, fonte intelligente e libera. E perciò, proprio perché è intelligente e libera, fonte sommamente personale. Questo direi è il punto più alto a cui può arrivare la ragione umana, che la fonte della realtà non è una fonte impersonale, un essere così anonimo, ma è un essere personale, sommamente personale, anche se in modo per noi del tutto trascendente. Questa conoscenza razionale di Dio è però, dobbiamo riconoscerlo, radicalmente imperfetta, perché Dio supera radicalmente non solo la realtà del mondo, ma anche la nostra intelligenza. Vale sempre qui la parola di Agostino: se lo comprendi non è Dio. Se lo comprendi vuol dire che non è Dio. Perciò i percorsi della ragione fanno conoscere, e chiusa la formula di San Tommaso, ovviamente non ciò che Dio è, ma ciò che Dio non è. Dio dunque rimane mistero, anzi è il mistero originario. Mi facevano notare ieri persone a cui prestavo il libro che nella vita il mistero lo incontrano anche i non credenti, ed è vero, il mistero è dappertutto. Però Dio è il mistero originario, quello che la ragione non potrà mai dominare e risolvere. Questo però non significa che Dio sia qualcosa di oscuro, poco comprensibile, poco intelligibile, e che quindi in fondo abbiano avuto ragione coloro che in nome della ragione hanno messo da parte Dio. Dio non è mistero perché è poco intelligibile,
ma al contrario, se ne passate questa espressione, perché è troppo intelligibile, è un eccesso di luce rispetto alla nostra mente. Secondo il paragone antico, già di Aristotele, come il pipistrello non può vedere la luce, non può, rimane abbagliato, non può discernere le cose alla luce del sole, alla luce della notte, così la mente umana è proporzionata a vedere le cose di questo mondo, di fronte a Dio rimane sproporzionata per eccesso di intelligibilità. Dio è dunque mistero in senso positivo, questo mistero verso cui tende la nostra intelligenza, la nostra libertà, il nostro cuore, direi il nostro essere. In concreto, la sola ragione ha difficoltà a rispondere a due grandi domande. Una, ne parlavamo 2 anni fa, è la domanda sul male che esiste nel mondo. Certamente potremmo dare molte ragioni a giustificazione di questo, però ragioni pienamente convincenti sul piano puramente razionale credo che è ben difficile trovarle. L'altra è ancora più generale, cioè la domanda molto semplice: quale atteggiamento ha Dio verso di me, verso di noi uomini? Questa è la domanda che è stata al cuore di tutte le religioni, nelle loro più diverse forme. Sempre hanno cercato sono poste questa domanda e hanno cercato di rendere Dio propizio a noi, perciò i sacrifici e tutto il resto. Ecco. Bene, anche a questa seconda domanda è difficile dare una risposta sicura con la sola ragione, perché qui c'è la libertà di Dio, la sua santità, la nostra peccaminosità, quindi qual è l'atteggiamento di Dio verso di noi? La sua grandezza. Dio si occuperà veramente di noi che siamo così piccoli? Perciò direi che dall'interno del cammino della ragione ci apriamo a quelle che nel libro sono chiamate le parole della fede. Direi che più precisamente dovremmo dire non le parole della fede, perché la fede è la nostra risposta, ma le parole della manifestazione che Dio fa a noi di se stesso, quella che in termini teologici si chiama la rivelazione di Dio a noi. E queste parole sono propriamente parlando una sola grande parola, quella parola che è la parola di Dio Gesù Cristo, il verbo di Dio, il verbo di Dio, certamente con tutta la preparazione che c'è nell'Antico Testamento. E così siamo già passati alla terza parte del libro, che con i capitoli da 10 al 12, che appunto si occupa della rivelazione, del cammino di Dio che si manifesta a noi. E io mi fermo con voi sul capitolo 11, che è quello centrale, in cui appunto si parla di Gesù Cristo. E il titolo del capitolo è Gesù Cristo, il grande segno di Dio. Quindi qui non presuppongo che Gesù Cristo sia il figlio di Dio, lo esaminiamo storicamente, come si è manifestato nella storia, e così affrontiamo evidentemente la questione del Gesù storico, perché questo grande segno di Dio è piantato nella storia, è un segno riconoscibile, almeno in qualche misura, attraverso un'indagine storica. Dico almeno in qualche misura. Ecco, entriamo dunque nella questione celebre del Gesù storico. E adesso sta per uscire, come sapete, il terzo libro del Papa, che poi è il primo in ordine cronologico, che completa questa grande trilogia che lui ha fatto su Gesù di Nazareth. Ecco, Gesù è di gran lunga il personaggio più studiato dalla storia, ma di gran lunga. Nessun altro personaggio è stato mai studiato neanche lontanamente quanto lui. Però questa ricerca è stata la ricerca moderna su Gesù, che è cominciata circa 250 anni fa, è stata caratterizzata fin dall'inizio dal presupposto che bisognava prescindere dall'idea di Gesù, dall'idea che Gesù fosse rivelazione di Dio, avesse uno speciale rapporto con Dio. Si voleva quindi liberare, per così dire, la figura storica di Gesù dalle sovrastrutture della fede cristiana, cattolica, ma anche protestante, ortodossa, eccetera. Ecco, liberare da queste sovrastrutture che vedevano in lui il figlio e il rivelatore di Dio. Questa è rimasta fino ad oggi una linea di ricerca
assai influente, cioè questa preoccupazione di eliminare le dimensioni della trascendenza, anche se evidentemente alla ricerca storica su Gesù partecipano moltissimi credenti, molti studiosi credenti, e quindi la ricerca storica su Gesù non sempre ha questo presupposto, è molto più variegata e, come vedremo, ha attraversato diverse fasi. In concreto, la prima fase, dal fine del Settecento fino alla fine dell'Ottocento, è dominata dall'idea che Gesù dovesse essere un grande, diciamo così, maestro di morale, un sommo, forse il sommo maestro di morale. E questa fase si concluse alla fine dell'Ottocento con il riconoscimento, dovuto soprattutto a un personaggio reso famoso poi da quello che ha fatto come medico, eccetera, Albert Schweitzer, il quale allora, all'inizio del Novecento, diceva che Dio sia un sommo maestro di morale è un'idea moderna, che poco ha a che fare con la realtà storica di Gesù di Nazareth, che invece Schweitzer vede soprattutto come un apocalittico, cioè come colui che attendeva la fine del mondo, la fine della storia e la venuta del Regno di Dio, appunto, che aveva posto fine alla storia e salvato l'umanità, in particolare salvato Israele. Ecco, questa affermazione di Schweitzer e di altri con lui, argomentata in maniera molto poderosa, ha posto fine alla prima fase della ricerca storica su Gesù e ha aperto un periodo di scetticismo storico, in cui si pensava non che Gesù non sia esistito, ma si pensava di Gesù possiamo sapere ben poco. E in questa fase campeggia la figura di Bultmann, del grande leader protestante Rudolf Bultmann, ecco, che tendeva a ridurre al minimo gli elementi storici certi. Ammetteva sì che Gesù ha annunciato il regno di Dio, ammetteva che Gesù è morto in croce, ma poco più. Dobbiamo andare fino al 1953, quindi mezzo secolo, perché un discepolo di Bultmann, suo diretto discepolo, Ernst Käsemann, reagisse in maniera forte denunciando l'inconsistenza di questa posizione, perché Bultmann pensava di poter fare una grande teologia senza Gesù storico, ma Käsemann gli risponde: senza la conoscenza del Gesù della storia la fede cristiana si riduce a una ideologia sganciata dalla realtà. E con questa presa di posizione di Käsemann incomincia la seconda fase della ricerca storica su Gesù, che è durata circa una trentina d'anni, grosso modo fino agli anni '80, e poi a questa seconda fase è subentrata una terza, che è quella che adesso stiamo vedendo, la terza fase della ricerca su Gesù storico. Il passaggio è caratterizzato soprattutto da un aspetto, cioè ci si interessa molto in questi ultimi decenni alla ebraicità di Gesù, cioè Gesù è un ebreo del suo tempo. E anche c'è un'altra caratteristica della nuova ricerca, cioè prima il centro di gravità, il baricentro, la ricerca su Gesù era nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria, Svizzera, eccetera. Oggi, pur rimanendo molto importanti questi paesi, il baricentro è nell'area linguistica anglosassone. E questa è la terza fase che adesso sembra essere giunta a una svolta. Perché? Perché specialmente opera due autori inglesi, due anglicani, che si chiamano James Dunn e Richard Bauckham, ecco, si rafforza la convinzione che c'è sempre stata, ma adesso ha preso nuova forza, che la tradizione su Gesù risalga nella sua sostanza a Gesù stesso. Così la figura storica di Gesù riacquista il suo spessore e la sua consistenza in maniera nuova e proprio alla luce della ricerca storica, non come operazione di fede, ma anche alla luce, non solo come operazione di fede, ma anche alla luce della ricerca storica. Questa è la linea nella quale si muove anche il Gesù di Nazareth di Benedetto XVI, anche se non è soltanto un libro di storia, quello del Papa, non sono soltanto libri di storia,
ma sono anche profondi libri di teologia e di spiritualità, ecco, quelli del Papa. Quali sono adesso, chiediamoci, in sintesi, i risultati di questa enorme ricerca storica? Naturalmente la sintesi che faccio un po' alla via, l'altro per farla diversa. Il tema centrale della predicazione di Gesù è certamente la venuta del Regno di Dio. Su questo la ricerca è stata sempre concorde, che vuol dire Dio stesso, e nel Dio vuol dire Dio stesso come nostra salvezza. Però il punto centrale di questa venuta del Regno non è la fine del mondo ormai imminente, è piuttosto la presenza di Gesù stesso, perché in lui Gesù pensa che viene la salvezza, ecco, nelle sue parole e nelle sue opere. Così Gesù si pone come il personaggio decisivo per la nostra salvezza. Questo è l'aspetto che più colpisce nella più antica tradizione. Pur con varie articolazioni, però c'è unanimità su questo punto. Gesù è il personaggio decisivo della salvezza. Il Regno di Dio viene soprattutto in Lui. Il suo modo di insegnare, insegna come chi ha autorità, e questo colpiva, non come gli scribi. E soprattutto questo si esprime in maniera, diciamo, icastica delle famose antitesi del discorso della montagna, che è stato detto agli antichi, non uccidere per esempio, ma io vi dico. Queste antitesi mostrano con quale autorità Gesù intenda porsi. E altro aspetto sintomatico è il suo rapporto con i discepoli. Non solo è lui che li chiama, ma pretende loro che lo seguono abbandonando tutto per lui e ponendo lui al centro della loro vita. Questa pretesa è chiaramente inaudita e direi qui emana, e qui c'è qualcosa che ci fa capire la coscienza che Gesù aveva di se stesso. Non solo, ma anche le sue opere, quelle che i Vangeli chiamano le opere, i segni, cioè i miracoli, storicamente non sono separabili da Gesù. La ricerca attuale è praticamente sempre più orientata a dire un Gesù senza miracoli non è mai esistito. Gesù per primo ha ritenuto di compiere continuamente i miracoli. Ecco. E così erano per lui i miracoli. Erano il segno della salvezza di Dio che veniva attraverso di lui. In qualche modo potremmo dire quasi che emanava fisicamente da lui. Ecco, Gesù però non concepisce questo suo essere il personaggio decisivo per la salvezza come qualcosa che appartiene a lui in proprio, come qualcosa che è suo proprio, bensì come il frutto del suo rapporto con Dio. Rapporto che si realizza anzitutto nella preghiera, e ci è conservata nei Vangeli la forma essenziale della preghiera di Gesù, che è incentrata sulla parola Padre, anzi è conservata anche la parola aramaica Abba, che appartiene al linguaggio infantile e che ha una nota di intimità unita, una nota di estremo rispetto. Ecco, e questa perciò in tutta la sua vita e fino alla sua morte in croce Gesù intende fare esclusivamente la volontà di Dio. Su questo i Vangeli insistono, e concepisce se stesso come l'unico in grado di conoscere e di far conoscere veramente chi è Dio. La parola celebre: nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Queste parole secondo me sono un po' la sintesi della visione che i Vangeli hanno della funzione di Gesù, colui che porta salvezza rivelando Dio, portando Dio nel mondo, come dice il Papa nel suo Gesù di Nazareth. Da tutto ciò emerge come Gesù si ponga come colui che, pur essendo un uomo in tutto sottomesso a Dio, non è però soltanto un uomo, ma in qualche modo sta dalla parte di Dio, sta anche dalla parte di Dio. È la salvezza che viene da Dio. E per questo la sua morte in croce voleva la domanda
su questa sua pretesa, cioè se questa pretesa era in qualche modo attendibile o se invece era una illusione nobile, strana, ma alla fine sempre una illusione. Per questo la morte in croce ha provocato uno shock così radicale tra i discepoli, perché con la morte in croce sembrava che tutto ciò che Gesù pretendeva di essere fosse una sua autocostruzione, la sua costruzione, magari in buonissima fede, ma la sua autocostruzione. E perciò la morte in croce pone inevitabilmente il problema se questa pretesa di Gesù viene o non viene confermata da Dio. Per questo, fin dall'inizio, alla sua risurrezione è stata data un'importanza decisiva. Quando gli apostoli qualificano se stessi, definiscono se stessi, si autodefiniscono come i testimoni della risurrezione di Gesù. Questo è il centro. E due fatti ci colpiscono anche oggi. Primo fatto, la unanime testimonianza della risurrezione che c'è in tutto il Nuovo Testamento. La Chiesa primitiva era tutta protesa a questo, unanimemente. Poteva avere pareri diversi su molte cose, ma su questo era unanime e in questo veniva il centro della sua missione. E seconda cosa, per certi versi ancora più sintomatica, la Chiesa primitiva, non ancora con degli ellenisti, dei greci, dei pagani diventati cristiani, ma fatta di giudeo-cristiani, abituati a vivere in un rigoroso monoteismo e rigorosamente monoteisti, come Gesù stesso era rigorosamente monoteista. Ebbene, questa Chiesa però, questi uomini, adorano Gesù. Lo chiamano il Signore, il Kyrios, che è il nome di Dio. Questo storicamente non si riesce a spiegarlo. Tant'è vero che a lungo si è tentato di dire, ma no, Gesù Kyrios, Gesù Signore, è proclamato soltanto dalle comunità ellenistiche, non dalle comunità di origine giudaica, dalle più antiche. Oggi però, proprio storicamente, questa posizione si rivela sempre meno sostenibile. Ed ecco perché, appunto, possiamo dire che la risurrezione di Gesù è qualcosa di molto consistente. Non è, badate, non è che tenta pensare. E qui vorrei consigliare un libro, scusate, di nuovo dell'inglese, un vescovo inglese, Nicholas Thomas Wright, che adesso ha lasciato la sua posizione di vescovo per ritornare a fare il professore, non so se a Cambridge o Oxford, un libro tradotto in italiano molto grosso che si chiama Risurrezione, che secondo me è il migliore, pubblicato dalla Claudiana, che secondo me è il migliore studio che abbiamo sul grande tema della risurrezione di Cristo, un libro molto recente. Non si tratta naturalmente di dare una prova storica della risurrezione. Non ci può essere una prova storica autosufficiente. Perché? Perché il risorto ha un piede nella storia, dato che la risurrezione avviene in un tempo determinato, in un luogo determinato, ma trascende la storia, esce dalla storia, perché Gesù non torna alla vita storica, alla vita di tutti i giorni, entra nella sfera di vita di Dio. Però, pur non potendo dare una prova, certamente quello che sappiamo dalla storia ci dice che è ragionevole la fede, la scelta della fede di credere in Dio. La fede è sempre una libera scelta, ma questa libera scelta non è campata per aria, ha delle buone fondamenta non solo filosofiche, come dicevamo nella prima parte, ma anche storiche. E così, proprio la ricerca storica fornisce un indizio molto efficace della stessa esistenza di Dio, perché se Gesù risorge dai morti, qualcuno l'ha fatto risorgere dai morti, e anche non solo del fatto che c'è, ma soprattutto del fatto che Dio si interessa di noi. Il grande segno di Gesù Cristo è il segno che Dio veramente si interessa di noi, che gli stiamo molto a cuore. Ecco, come anche il segno del superamento dei limiti della morte. Un grande teologo protestante, Abraham Jung, ha qui una frase breve ma scultorea. Dice: con la risurrezione di Gesù qualcosa è accaduto alla morte stessa.
cioè non è semplicemente cambiata l'interpretazione della morte, ma è capitato qualcosa alla morte, perché qualcuno ne è sfuggito. E questo apre un orizzonte nuovo che permette anche di affrontare in maniera diversa il problema del male, il problema della giustizia di Dio, eccetera, eccetera, che dentro un orizzonte soltanto storico difficilmente possa trovare risposta, mentre la questione cambia se apriamo anche l'uomo alla trascendenza. Ecco, in Gesù di Nazareth dunque Dio ci fa conoscere definitivamente il suo volto, dice un sì definitivo all'umanità, per usare le parole di San Paolo, ci permette di entrare in qualche modo nel mistero della sua vita, che si rivela comunione di amore, comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perfetta unità, quindi non meno monoteisti, perfetta unità nella distinzione e donazione reciproca. E così imprevedibilmente la realtà originaria, la realtà divina, si mostra non solo assoluta, ma anche realtà relazionale, capace di rapporto, e per conseguenza la relazione, la donazione, la comunione appare la legge più profonda anche dell'intera realtà creata, sia naturale, sia umana e storica. Perché se Dio c'è, se Dio è l'origine del nostro essere, è chiaro che a seconda che Dio è, ne deriva la conseguenza per quello che noi siamo, che il mondo è. Se Dio è non solo assoluto, ma relazione, allora la relazione, la donazione, il rapporto non è meno importante della autoaffermazione. E per questo vorrei consigliare un libro non di un teologo, ma di un biologo, anzi più precisamente di un matematico della biologia che insieme a Harvard e che ho avuto occasione di conoscere quando abbiamo fatto l'evento su Dio. Si chiama Martin Novak e ha scritto un libro che adesso è uscito anche in italiano che porta il titolo Super Cooperatore. Novak dice proprio lo studio matematico dell'evoluzione mostra che non soltanto il caso e la selezione naturale, ma anche la capacità di cooperare è essenziale per il successo, per l'affermazione, per lo sviluppo della vita. E questo è il senso del mistero della Trinità, che non è un gioco di concetti al limite dell'assurdo, ma al contrario è l'unico vero Dio, o se vogliamo, è il riassunto, la sintesi della vicenda di Gesù e dell'intero cristianesimo. Purtroppo noi abbiamo isolato la Trinità come fosse un gioco a parte e in questo abbiamo depauperato profondamente la nostra esperienza di Dio. La preghiera liturgica che si rivolge a Dio Padre attraverso il Figlio nel dono dello Spirito è quindi il modello di ogni preghiera cristiana e anche, possiamo dire, del nostro rapporto con Dio. E così abbiamo il capitolo finale, concludiamo. Nell'ultimo capitolo, che si apporta il numero 13, che è l'ultima parte, molto bene, un capitolo soltanto, ci occupiamo finalmente del rapporto di Dio con noi. E infatti il titolo del capitolo è Dio per noi. L'idea centrale è quella sulla quale già concludevo 2 anni fa, e cioè che la contrapposizione moderna dell'uomo a Dio ha portato non alla piena affermazione dell'uomo come voleva, ma ha portato purtroppo, sempre, specialmente in questi ultimi decenni, sembra portare verso il riassorbimento dell'uomo nella natura, cioè all'umanesimo subentra una specie di naturalismo. E questa è, secondo me, la radice più profonda della crisi dell'umanità occidentale, della sua cultura, perché da una parte l'umanità occidentale è protesa verso l'affermazione dell'uomo e dei suoi diritti, dall'altra parte però tende a ridurre l'uomo alla natura, e questi aspetti sono inconciliabili. Io, scusate, faccio questa piccola riflessione, l'ho visto tante volte di fronte alla morte i giovani. Quando si fa il funerale a un giovane, la gente si trova in una situazione di grande sofferenza, anche quelli che non sono tanto legati personalmente a lui, perché è tormentata da questo interrogativo, cioè l'aspirazione fondamentale della modernità, quella
perché l'uomo abbia i suoi diritti, possa affermare veramente se stesso, viene negata dal ritorno dell'uomo che muore semplicemente nella natura. Ma qui c'è qualcosa di profondo, perché tutta la cultura contemporanea dà molto spazio, è molto tentata dal ricondurre l'uomo alla natura, ma se l'uomo è ricondotto alla natura non c'è spazio vero per la sua soggettività, per la sua centralità. Questo però, mentre se Dio c'è, lo spazio c'è, e quindi Dio non è il nemico della libertà dell'uomo, come già dicevo, ma il fondamento della nostra libertà e della nostra dignità. Però quest'idea non può essere la idea che vincente soltanto attraverso la sua proposizione intellettuale, teoretica. Poche parole non basta dirlo. Questo non è efficace nel mondo di oggi. Bisogna viverlo, bisogna viverlo. Ecco, e perciò il cristianesimo è anzitutto vita alla presenza di Dio. E questo vorrei cercare di dirlo molto brevemente. Come si può vivere questo rapporto con questa forza salvifica di Dio, questo rapporto tra Dio e l'uomo? Anzitutto in maniera molto semplice, nella preghiera. Vivere il rapporto con Dio implica stare, mettersi nella sua presenza, porsi in ascolto di Lui, interpellarlo. Se non c'è la dimensione della preghiera, il discorso rimane per forza astratto, rimane per forza un discorso più teorico che pratico. Però non ci limitiamo alla preghiera. La preghiera è una dimensione fondamentale, ma accanto a questa ci vuole quella che possiamo chiamare la testimonianza personale, ma anche collettiva, che penetra nella cultura, che penetra nella vita sociale. La nostra testimonianza è la forma principale attraverso la quale possiamo esprimere di fronte agli altri la nostra fede. E se vogliamo chiedere ancora qualcosa di più, qual è la struttura base della testimonianza? È sempre quella antica, la carità, l'amore del prossimo, declinato in tutte le sue varie forme, in tutta la sua concretezza. Ma la testimonianza, fin dall'antico Israele, la fede nell'unico Dio era legata alla solidarietà verso i più deboli, specialmente verso quelli, come gli orfani, le vedove, gli ospiti, quelli che erano nelle condizioni di inferiorità nel mondo antico. Ecco, io credo che possiamo ancora aggiungere l'ultima parola, e cioè, per fortuna, in ogni epoca ci sono dei testimoni che sono particolarmente parlanti, che rendono presente Gesù nella nostra epoca. E questi evidentemente sono i santi, in particolare quelli che vorrei chiamare i grandi santi. E prendo qui a prestito la parola dal titolo di un libro che ho letto, ho scoperto, quando avevo già finito il mio libro. È un protestante, uno storico della Chiesa protestante che si chiama Walter Nigg, che ha scritto un libro già più di 50 anni fa in tedesco, ho tradotto di recente in italiano, che si chiama appunto Grandi Santi, e comincia con San Francesco e finisce con Teresa di Gesù Bambino, 8 figure in tutto. Walter Nigg dice: merito, gloria della Chiesa Cattolica è che essa è particolarmente feconda di santi, non che li abbia solo la Chiesa Cattolica, ma principalmente li ha la Chiesa Cattolica. Nigg è un protestante, quindi non ha quel tono agiografico che spesso abbiamo noi nel presentare la vita dei santi, però ha un realismo molto robusto e anche credente, e mostra come queste persone, ciascuna a suo modo, ciascuno nella propria epoca, però hanno reso visibile Gesù nella propria epoca. Questo per noi è facile pensarlo, soprattutto riguardo a San Francesco d'Assisi. Ecco, direi che in questo modo vediamo che Dio davvero non è lontano, ma è vicino a ciascuno di noi. E così ho finito.
una sintesi splendida di un volume che è di 300 pagine, non pensate, l'avete visto giù all'ingresso della facoltà. Se io ho il compito anche di gestire delle domande da parte vostra, se qualcuno ha qualche domanda, magari ne pongo già una io. Ah, c'è una. Prego. Allora, le leggo perché l'attualità ci propone. Se venisse qui sarebbe meglio, perché Ecco, non c'è sono il solo, microfono, la segretaria gentilmente ci aiuta in questo. Grazie. L'attualità ci propone l'uomo-macchina, banalmente determinato, e mi pare destinato a rimanere tale finché soggiace alle risposte della sola razionalità dettate da un pseudo pensiero forte. Allora io mi chiedo come far incrociare quest'uomo contemporaneo con la rivelazione, ovvero sia come attualizzare la rivelazione per raggiungere quest'uomo che all'apparenza è voluto, in realtà è assolutamente involuto. Grazie. Ci sono altre domande? Magari ne raccogliamo qualcuna? No. Risponde qui affinché si scalda un po' l'assemblea. Ecco, io non sono proprio del tutto d'accordo. Scusi. Io non sono proprio del tutto d'accordo che l'uomo d'oggi sia una macchina. Si può tentare di ridurre una macchina, ma non ci si riesce, perché l'uomo ha sempre la sua sensibilità, la sua soggettività. Anche chi volesse, chi avesse una certa idea dell'uomo come macchina, ammesso che ci sia qualcuno che pensa veramente così, non riuscirebbe lui stesso a essere soltanto una macchina. Certo però è vero che un certo tipo di approccio all'uomo tende a ridurlo a un oggetto fra gli altri. Se noi vogliamo avere un approccio soltanto scientifico all'uomo, l'approccio scientifico è importantissimo, è utilissimo, non voglio contestarlo, dico soltanto se riduciamo tutto a questo, cioè a ciò che si può misurare, allora il soggetto come tale sparisce. L'uomo diventa non una macchina, diciamo un oggetto, ecco. E se l'uomo viene ridotto a un oggetto, allora i discorsi non funzionano più. Ecco come sta insieme il discorso d'uomo col discorso Dio. Perché in fondo la soggettività dell'uomo implica dell'uomo che non ci sia soltanto la natura, che alla base dell'uomo non ci sia soltanto natura, ma ci sia qualcuno che è il soggetto a sua volta. Adesso venendo al concreto, come fare interagire la rivelazione cristiana con l'uomo di oggi che spesso, diciamo così, ragiona con categorie puramente funzionalistiche, puramente pratiche. È un problema difficile. È chiaro che oggi c'è bisogno in qualche modo di un discorso preliminare sul piano teoretico, dico, che smonti quest'idea, smonti cioè l'idea che l'uomo è soltanto un oggetto. Il discorso Dio deve anche affrontare il discorso sull'uomo e mostrare che l'uomo non è soltanto oggetto, ma è soggetto. D'altra parte, ho cercato di farlo anch'io quando parlavo della libertà, ma come esperienza originaria, eccetera. Si può fare da diversi punti di vista. Ecco, però dicevo, si deve farlo non soltanto da un punto di vista teoretico, ma anche da un punto di vista pratico. E qui, naturalmente, è proprio la rivelazione cristiana che ci dà la chiave decisiva per andare al di là dell'uomo, di una concezione soltanto oggettiva, soltanto scientifica dell'uomo. Perché nella rivelazione cristiana ci è proposto questo rapporto dell'uomo con Dio, che lei dirà non interessa. Per questo ho detto, accanto ai discorsi, magari quelli che fanno vedere il limite di una visione puramente oggettivistica dell'uomo, ci vuole la testimonianza. Io credo che specialmente oggi soltanto l'incontro, cioè non usiamo più la parola testimonianza che può prestarsi malintesi, l'incontro con persone
per i quali Dio è rilevante nella loro vita, e che in base a questo vivono in un certo modo e sono capaci di rapportarsi agli altri in un certo modo, nel modo della benevolenza disinteressata. Soltanto questo aiuta chi è prigioniero di quello schema a uscire vitalmente da quello schema. Quando si trova qui, quando ci si imbatte in questo, difficilmente le porte restano chiuse. Certo, possono restare chiuse, perché non si può applicare a nessuno la fede. La fede è sempre dono di Dio, ma anche scelta della nostra libertà. Però questa strada credo sia estremamente efficace. E per questo la nuova evangelizzazione di cui si parla è anzitutto una sfida ai credenti stessi, per essere più autenticamente credenti. Anche ieri sera, parlando con dei deputati, ho voluto parlare di questo argomento, molti deputati c'erano, è venuta fuori questa questione, loro stessi dicevano siamo troppo poco capaci di testimonianza. Questo secondo me è il grande limite della Chiesa oggi. E quando dico Chiesa intendo popolo di Dio, certo i papi, i vescovi, i preti, voi, ma noi prima battuta, ma non solo noi. La testimonianza va data dall'insieme del corpo della Chiesa e soprattutto anche a titolo personale. Ogni cristiano è chiamato a darla, come è stato all'origine, perché uno dei segreti, non dico l'unico, ma uno dei segreti della diffusione del cristianesimo nel mondo antico è stato il fatto che ogni singolo cristiano si sentiva partecipe della missione comune attraverso il suo modo di vivere. Questo è stato estremamente scioccante per il mondo antico. E questo pian piano ha aperto il mondo antico, che non era tanto ben disposto, non pensiamo che fosse facile allora, alla conversione. Oggi c'è bisogno di qualcosa di questo genere, forse di ancora più difficile, ancora più radicale, e dobbiamo chiedere a Dio la forza per farlo. Dobbiamo chiedere a Dio che la conversione di noi stessi per poter essere questo. Domanda qui. Buonasera Eminenza, mi trovo così di fronte a un tema così grande, mi sento così piccolo nell'affrontarlo, perché effettivamente quello che lei ci ha detto muove dentro tante cose. E volevo però soffermarmi su un dato, e cioè la considerazione che da un momento il Vecchio Testamento, diciamo di natura quasi profetica, se mi è consentito, abbiamo una proiezione documentale, probatoria, diciamo, che ci viene dal Nuovo Testamento. Cioè i Vangeli altro non sono che la prova testimoniale di fatti che si sono verificati nella realtà storica in un determinato contesto. Allora, perché noi cristiani dimentichiamo questo? Cioè noi ci allontaniamo da una considerazione, da una valutazione di qualche cosa che è empirico, perché ci viene proprio dalla realtà quotidiana di quel tempo. Però facciamo fatica a credere dei fatti che invece hanno una loro documentazione. Allora mi chiedo perché noi siamo così lontani da questo e invece non siamo costantemente portati a dare valore a questa continuità, dico, che viene da un momento profetico a un momento invece oggettivamente provato. E poi avevo un'altra questione da sollevare sulla testimonianza. Noi cristiani, noi cattolici, facciamo fatica a testimoniare diversamente da quanto accade in altre religioni. Mi riferisco all'Islam. Allora,
È mai possibile che mi sia consentito dire il nostro popolo non si sia reso conto che la testimonianza religiosa dei valori religiosi costituiscono il motore centrale della vita? Perché noi guardiamo con diffidenza, paura, talvolta ammirazione invece questi popoli che trovano dentro di sé una carica enorme, mutuandola proprio dalla condizione religiosa? Ecco, mi riferisco appunto all'Islam, ad esempio. Ecco, volevo così capire un po', sentire la sua valutazione su questo. Grazie. Qualche altra domanda inerente a questo tema, in modo da raccogliere? Sì, io volevo chiedere rispetto a quello che lei ha detto circa il passaggio tra il naturalismo e diciamo dall'umanesimo al naturalismo. Ecco, come pensa che questo possa essere influenzato da questo spaventoso per alcuni aumento demografico che c'è stato e di cui tanti demografi parlano in questi ultimi 2 secoli? Ecco, l'aumento demografico, diciamo, ha forse un'influenza su questo passaggio dall'umanesimo al naturalismo, cioè la sensibilità verso maggiormente verso l'ambiente. Può rispondere intanto a queste 2 domande? Sono 2 domande? Sì. Bene. Allora, la prima domanda l'ha formulata in maniera diversa lei, cioè rovesciando il discorso, un famoso illuminista tedesco, Lessing, alla fine del Settecento. Lessing dice: è fatale che le verità storiche, allontanandosi nel tempo, diventino meno rilevanti. Quanto maggiore la distanza storica, tanto meno l'impatto di una verità. Lessing diceva anche di più, diceva: come si fa a fondare una verità eterna, la verità di Dio, su una prova storica, empirica, contingente, come quella di Gesù Cristo? E quindi Lessing era a favore di una religione puramente razionale, che non avesse a che fare specificamente con la fede cristiana, la fede in Cristo. Io penso che in questa domanda di Lessing, in questa obiezione di Lessing, è toccato un punto molto profondo. Cioè è vero che la distanza che il tempo che passa diminuisce la presa. Ne abbiamo la controprova anche oggi. Quanta attrazione esercitano i fenomeni religiosi che appaiono attuali, verificarsi oggi. Io, come sapete, sono presidente della commissione che studia la questione di Medjugorje, no? Ecco, non posso dire nulla assolutamente su quello, ma una cosa che tutti vediamo è quanta gente va. Pare che l'ultimo anno saranno 2,5 milioni di persone. E come mai di Medjugorje si parla tanto oggi, più che di Lourdes, più che di Fatima? Perché Medjugorje è in atto oggi, almeno viene ritenuta essere in atto oggi. Questo fatto è la spinta, e anche qui in Veneto l'abbiamo visto con Schio, non so, e da tutte le parti, dove c'è a Civitavecchia, con la Madonnina di Civitavecchia, dove c'è un fenomeno in atto, il fenomeno in atto che tu puoi vedere direttamente, o magari ti illudi di vedere direttamente, ha una capacità di attrazione grandissima sulla gente, ed è umano, naturale che sia così. Spesso noi preti siamo un po' prevenuti su questo, diciamo no, ma questi sono, cosa vanno cercando? Non è vero, non è che vanno cercando, è spontaneo, d'altra parte, leggendo le vite dei santi, ogni volta che il santo incontra Dio, ha un'esperienza in un modo o nell'altro, una forma o nell'altra, un'esperienza diretta di Dio, e questo è sconvolgente per lui. Quindi è chiaro che l'esperienza diretta è una cosa unica. Noi viviamo nella economia, chiamiamola, nell'economia della testimonianza e della trasmissione storica. Questo richiede appunto un passo probabilmente di fede, cioè
con tutte le prove che possiamo fornire, bisogna cercare di fornire, certamente c'è il passo della fede da fare e l'uomo è esitante, ha paura di questo passo e per questo è molto importante la comunità dei credenti che sostiene nel fare questo passo, si fa insieme questo passo. Lei parlava dopo dell'Islam che testimonia. Qual è secondo me un segreto della forza testimoniale dell'Islam a suo modo? È il forte vincolo reciproco, per cui stanno tutti insieme e si sentono insieme capaci di questo fatto. Io credo che uno dei nostri limiti più gravi sia il nostro scarso senso di appartenenza, cioè il nostro esasperato individualismo religioso. Uno di noi si sente quasi come una monache, poco legato agli altri, la sua scelta è soltanto sua, la scelta è soltanto sua e in questo modo gli è più difficile fare il passo della fede autentica. Già il mio vecchio professore di storia ecclesiastica di 60 anni fa, quando avevo 21 anni, adesso no, 81, quindi 60 anni fa, padre Hertling, grande storico, Hertling diceva che la debolezza maggiore del cattolicesimo contemporaneo di allora, per 60 anni fa, adesso forse le cose stanno peggio, era la debolezza del senso di appartenenza. Troppo poco la gente si sente appartenente. Noi dobbiamo cercare di sviluppare di più il nostro senso di appartenenza. Poi, se vogliamo dare una risposta più diretta alla sua domanda, certamente qui entra in gioco la libertà e la grazia, l'accoglienza del dono o il rifiuto del dono. Quindi non per nulla, tante volte è accaduto che un popolo che ha avuto un grande periodo storico del cristianesimo, poi abbia conosciuto un'eclissi, un declino della fede in quel popolo, eccetera. Non sarebbe la prima volta. Come mai l'Africa settentrionale, che una volta era cristianissima, è diventata islamica? Io non credo principalmente per ragioni economico-militari, per la forza militare degli islamici, ma perché c'era dentro una specie di collasso della linfa cristiana, per cui la questione vera che emerge dalle sue due domande è questa: non preoccupiamoci tanto di essere in concorrenza con l'Islam o con qualchedun altro, preoccupiamoci di noi stessi, guardiamo dentro di noi, perché i problemi della fede in Europa, per esempio, in Italia stiamo ancora bene, purtroppo, comparativamente a quello che accade in Germania o anche in Francia o in Inghilterra. Ecco, i problemi della fede sono problemi che riguardano noi, non riguardano il flusso degli altri, riguardano la nostra poca disponibilità a credere. E su questo poi alla fine, certo, io ho scritto un libro cercando di dare una mano, ma non credo che il libro possa essere un libro decisivo. E non credo che neanche le encicliche dei papi possano essere rimedi decisivi. Credo che il rimedio passa attraverso le scelte personali e comunitarie, di ciascuno personalmente, ma della comunità intera e attraverso la grazia di Dio. E per questo la prima risposta sta alla fine nella preghiera. Diverso è l'altra domanda, ma vi rispondo più brevemente. L'aumento demografico ha un rapporto, ma possiamo trovare forse un rapporto in questo senso, che l'aumento demografico ha posto il problema della sostenibilità, cioè può il mondo sostenere tante persone, tanti uomini, ecco, e allora questo ha posto più maggiore evidenza la dipendenza dell'uomo dalla natura, dipendenza reale che c'è. L'uomo ha bisogno che la natura sia sostenibile, sia in grado di sostenerlo, e da qui anche il movimento ecologico. Però c'è un altro risvolto che va al di là di questo. Nell'attuale movimento ecologico c'è anche invece qualcosa di molto più radicale e di molto anticristiano, e cioè appunto il riassorbimento dell'uomo nella natura e quasi la divinizzazione della natura.
il cosmo impersonale, la realtà cosmica impersonale, che è, diciamo, la realtà originaria nella quale tutto si riassorbe. E questa è la tentazione, in Italia non molto forte, in altri paesi più forte, la tentazione che, per esempio, il buddismo esercita in Occidente, perché il buddismo esprime a livello religioso proprio un approccio fondamentalmente di questo genere. E su questo vi consiglio di leggere il libro del Papa, Fede, Verità, Tolleranza, pubblicato 9 anni fa, edito da Cantagalli. Ha delle riflessioni molto acute, quando era ancora cardinale, ha delle riflessioni molto acute su questo aspetto, cioè sul rapporto fra l'atteggiamento di fronte alla natura e, diciamo così, da una parte il cristianesimo, dall'altra le grandi religioni antiche. Non so se ci sia spazio per un'altra domanda.